Signor Presidente del Consiglio, come coordinatore generale del coordinamento Don Enrico Torta, le chiedo di fare per primo, come istituzione, la firma per la richiesta della commissione d'inchiesta parlamentare al governo Renzi. Non sono rimasti con le mani in mano al coordinamento Don Torta per i risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Dopo l'annuncio della raccolta firme di ieri a Montebelluna per una commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni passate delle due banche venete, oggi lo scenario si è spostato a Venezia, dove in un vero e proprio blitz Patrizio Miatello è andato a caccia di presidenti, assessori e consiglieri regionali. Sono venuto a sorpresa, come andremo nei bar, come andremo nei mercati, come andremo nei comuni, dai sindaci. La reazione del Consiglio regionale è stata positiva non solo dal Presidente ma anche da diversi consiglieri di tutti gli schieramenti. Una commissione parlamentare che ha i poteri di attività di ispettivi come un giudice dovrebbe essere partita già qualche mese fa. Qualcuno qua non vuole fare chiarezza, qualcuno non vuole mettere il naso dove effettivamente sono successe le porcherie. Una raccolta firme da tempi brevi e ben scanditi. Abbiamo messo questa procedura perché vogliamo raccogliere queste firme, portarle al governo prima di novembre, alla fine di novembre, e per partire con questa raccolta firme iniziamo dal Consiglio regionale. Questa commissione di inchiesta parlamentare, che è l'unica che può risolvere il problema e capire dove sono andati 20.000 milioni di euro di risparmi dei veneti, debba essere fatto al più presto.